Alessia, già te l'ho detto, Alessia, non si può fare, non si può fare, è inutile, no. Ma non ci capito, ma che me ne fotte a me che tu stai facendo grande fratello? Ma non mi interessa, io l'ho già voluto lì. No, l'ha già fatto l'unri. Ma tu che puoi? Sì, io so che per colpa mia, mo forse non si farà più grande fratello, però, Ale, è un po' di pazienza. La prossima volta chiama pure a me, il grande fratello, e capace che loro posti a così, si prendono pure a me. E non faccio più live. È giusto, tu non mi invitate, e che mi fa? No, non me ne fotta, Ale. No, 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 è inutile che mi... No, non vengo a letto con te e risolviamo tutto, Alessia, non mi dispiace. Io non mi faccio corrompere così facilmente. No, Alessia, lo so che è una bella tizia, cosa, però no. Sono sposato pure, non posso... Niente, Alessia, mi dispiace, il live soltanto il lunedì lo faccio, non me ne fotto proprio. Vabbè, state buona, Alessia. Ciao, 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 ciao. Ah, vaffanculo. Vai giù. Niente, mi ha chiamato Alessia Marcuzzi, per forza mo fa la mese su live, ma sinceramente io non levo la mese, non esiste, vai giù, grande fratello, non mi interessa, vai giù. No, diceva non la mese su grande fratello, perché praticamente siamo tutti quanti sul live sul nostro live, e vabbè, e vabbè. Vabbè, roba sta stronzata, roba sta stronzata, vai giù, possiamo iniziare. Ah, non so se avete notato, ma c'è Rune in front, proprio onde evitare equivoci, o prima che mi chiama Frank, ma da credere, vai giù, o lungo telecomando in capo. Io sono Cerrone, me lo sono scritto in fronte questa sera soltanto per voi. Vabbè? Ok. Allora, voglio salutare, voglio dire chi ci sta in linea. Scusate che io mi scuso sempre perché ho mangiato e tengo sempre su fatto che se respiro un po' male è perché prima di fa live pago sempre sotto sotto un culo che mangio e quindi dopo c'ho un po' proprio gracco, così che riesco a... Allora, salutiamo. Ah, eccoli qua. Voglio, oramai siete i miei amici del lunedì. Vi saluto tutti quanti. Ale Falco, Scherda 85, Fulmine Giallo che sarebbe Carmine Guarracino, che io la ci chiamate Carmine Catapano, ma non si chiama così, è Carmine Guarracino, che tutte le volte che facciamo il live mi dà il link per collegarmi ai commenti, che se non fosse per lui, voglio, io non riuscisse a leggere i commenti. Salvatore Bellini, grandissimo, Antonio Carboncino, Luca Saviano, San Rocco Gang, Tina Lentini, Michele Celiento, Raffaella De Fazio, Ciro Giulo, Drenk Dorano e vabbè, come chi si solo genere. Domenico Sarnese, eccoli qua. Qua giù. E niente, io oh, Napoli ha vinto, vabbè, quindi siamo tutti contenti. Il Napoli ha vinto. E facetemi aprire che state scrivendo, aspettate, blocco un attimo i commenti perché sennò Ale Falco ci piacciono le tizie di Alessia Marcuzzi. Ma chi è che non ci piacciono? Voglio le tizie di Alessia Marcuzzi. Ora però facciamo i bravi perché sembra che stiamo conquistando, voglio, come l'altra volta erano tre femmine. Probabilmente stasera a occhio ne conto quattro. Attenzione, voglio, attenzione, forse stiamo riuscendo a equiparare il pubblico, quindi attenzione, non ci giochiamo, giochiamoci tutte le nostre carte, facciamo le persone educate che abbiamo quattro ragazze e piano piano arriviamo pure a 10-15 guaglioni se facciamo i bravi. Ahie. Ale Falco mi si è rotto il telecomando, quindi lo chiamo Frank. Mannaggia, capace, immagino niente, voglio, ma scritto in fronte, niente.
Sono tornato? Tornato? Sono tornato? Io penso che sono tornato. Fatemelo sapere sui commenti, che vado a vedere subito perché sarà accaduto. Fammi vedere cosa è successo. Oh, ma che è successo? Crash generale, uffi. Cioè, lo fai sempre che se no voglio mai da credere, questa non è colpa mia. Veramente sto facendo tutto come si deve. Maronna mia, e che è successo? Io penso di essere ritornato. Fatemelo sapere tramite messaggio. Fatemelo sapere tramite messaggio, scrivetemi perché sennò può essere veramente che sto parlando da solo, ma non credo perché c'è sta la luce appicciata della telecamera che ho capito che quando sta la luce accesa io sto parlando veramente. Antonio Puca, buonasera. Antonio Puca, buonasera. No, no, non mi vedete. Ancora no. Mannaggia, guarda. Io penso che voi mi vedete, forse mi sentite solo. Facetemi sapere, voglio se mi sentite, mi vedete, se mi sentite un poco, forse mo mi vedete, forse mo mi vedete. Ma l'anima sto cazzo, eccolo, ritornato, ecco, grande, 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 grande. Niente, perché vi dico una cosa, praticamente prima che quando stavo organizzando l'evento, si è scritto una cosa in inglese, tipo ma capo mia moglie me l'ha tradotto perché io non sapevo. Tipo stasera, oggi stiamo aggiustando YouTube, che potrebbe esserci dei problemi per quanto riguarda il live. Cioè, hai dovuto rispondere all'anime di testa vecchia, aspettavano l'unristi che va a poco su live, proprio oggi che aveva full live. E vabbè, comunque, tutto a posto, siamo ritornati. Siamo ritornati e saluto pure dei nomi che vedo che sono Alfredo Sozio che se non mi sbaglio ieri sera ci stiamo chattando e 1988 Nemesis. Ok, devi scriverlo al contrario il nome. No, perché scusi, mo sono organizzato proprio in fase con lo specchio. Ma perché voi lo leggete Cerrone o no? O tutto il contrario? Non lo so, perché abbiamo fatto pure. Cioè, c'è mia moglie, cioè, c'è pure, dire che poi loro mi devono vedere di fronte. Vabbè, comunque se hai scritto tutto il contrario fa niente. Abbiamo perso tempo. E che volevo dire? Stavo dicendo, stavo dicendo questa cosa. Stavo dicendo questa cosa dei top fan. Dei top, aspetta un attimo, è arrivato un messaggio un gruppo a Facebook. Ti vediamo e ti senti. Grazie. Emanuele della Russa, che saluto. Mi ha scritto che ti vediamo e ti sentiamo. Eccola qui. Saluto pure Virgilia, che pure che ci segue sempre il lunedì. Ciao Virgilia, di Avellino. Hai visto che mi ricordo? E, e chi c'è stato più? Qualcuno altro? No, giustamente più. Stavo dicendo, volevo ringraziare Vittorio Montagna, che pure lui fa i video su YouTube ed è il primo che ci segue su YouTube. Poi al secondo posto ci sta uno che sta anche qua, Salvatore Bellini, che veramente lo ringrazio. Poi ci sta Jenny Ruggero, che io qua vedo Marco Ruggero, sarà un frate. Marco Rincillo, grazie a tuo fratello. Al terzo posto e al quarto posto c'è stato Scorpion, che pure lo vedo sempre in da live, però stasera non lo vedo, secondo me sta mangiando ancora. E al quinto posto Rina Chan, un altro nome che io mi ricordo benissimo perché ogni tanto spesso ci sta nella live e io la sfottevo perché Rina Chan, la cinese, cosa mi ricordo stava. Ecco qua. Poi è tornato anche lui, Gesù il Misericordioso. Io non so se vi ricordate di Gesù il Misericordioso, è un personaggio un po' spaventoso. Ogni tanto piglia e scrive qualcosa, voglio che ha scritto Cerrone, non ti preoccupare, non lo farò ricapitare più. Quindi voglio a colpo e quando cara la linea è di Gesù il Misericordioso, secondo me. Vi ricordo che dopo, fra un
Ci sono? Ci sono, non lo so, ogni tanto Caralini, da già fa, voglio chi l'ha chiesto su Gesù il misericordioso che fa Caralini, secondo me, l'aveva detto. Gesù, non lo so, e noi una volta a settimana facciamo live, tu ti metti pure a postare. E lo so, sì, sì, lo so, voglio, leggo che non vi vede. Allora, qui Salvatore Belli, Gesù il misericordioso, fammi un miracolo, non fare andare il Milan in Serie B. Oltre a questo, fammi pure su fatto, fammi sta cortesia, non fare la linea. Scrivetemi se mi vedete, perché secondo me mi state vedendo, secondo me mi state vedendo. Sto approfittato di questa pausa per farmi una grattata vabbè, se capite, no? Perché, ma non proprio perché va live, perché mi prudevano un po'. Allora, Nicola Monda, ciao Nicola che ci segue sempre, sempre. Nicola, ricordo, mi ricordo. Salvatore Sorrento, c'è sta pure Rockstar Game Ita, che non mi ricordo, però Rockstar, io ti saluto e spero che tu stai pure tu questa live, te la vedi e ci segui tutti i lunedì. E ok, sì, 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 vedo che mi vedete, vedo che mi vedete. Niente, vi volevo dire che stiamo preparando anche un altro video, attenzione, non è che lo stiamo preparando, probabilmente c'è, l'abbiamo quasi già preparato. E, chi sono video, non lo so. Abbiamo pariato, ci siamo pure in da su video ci siamo divertiti assai. E lo stiamo solo rifinendo, lo stiamo montando, è una cosa che cazzo, a me mi fa morire, già fa, io spero che pure a voi. Non lo so come può andare, però vabbè, chi è? Giuseppe Occiro. Giuseppe Occiro, mi saluti? Ciao Giuseppe, mi ricordo pure qualche volta ci stavi pure tu nella live, probabilmente, oppure un po' a Facebook, non lo so. C'è un nome conosciuto. Giocondo Nicastro. Ti vediamo e ti sentiamo benissimo, grande spettacolare, Giocondo. Non penso che tu ti chiami Giocondo, secondo me è un nome così, è un nome inventato. Pirci, che sarebbe Miriam, che sarebbe la ragazza che ha cantato Quando una stella muore, non so se vi ricordate questa parodia che abbiamo fatto a dicembre, che ci dice: ciao, sono qui da ora e forse me lo sono perso. Lo posso vedere questo calzino verde pisello? Ha ragione Miriam, è perché io stasera ovviamente, allora, innanzitutto ho riportato il pigiama grigio topo, lo vedete, no? Penso che si vede grigio dopo che stava nei panni sporchi, non l'ho potuto mettere per varie settimane, e mo bello pulito, profumato, però su pigiama io ho voluto metterlo perché a Gitmo lo mettono perché fra poco viene un tempo buona la primavera e non lo potrò mettere più, quindi ce lo godiamo per questa live, forse anche per la prossima, fare un po' più, non posso fare funge e schiatto un corpo questo pigiama, però attenzione, calzino verde, non so se ve lo ricordate, il primo live, mo, oggi fanno sforzi incredibili per farvelo vedere, ma sta qua, ecco qua, giù, ve lo ricordate? Calzino verde pisello, eh? Ma io sono troppo bello io lo so che sono un colore un po' squallido perché sono verde pisello, però sono fatto bene, capito? Sono caldi, sono comodi, proprio sono pure cassettino noi che li là coppie bancare. Mo faccio a vedere con marca sua, aspetta. Perché sono pure una bella marca. Io di solito mi catto sempre la coppia di bancarello, ma questi no, questi sono robe di K. Io non so come mi sono capitati, sicuramente me l'hanno regalato a Natale, sicuramente. Però sono fatto bene, no? C'è sta una differenza tra un calzettino di qualità e un calzettino chess. Ma se parlano solo io? No, perché non vedo più commenti. Facetemi sapere. Sì, sto parlando solo io. Aspetta un attimo. Grande carino. Oh, fatemi sapere perché io faccio un commento. Adesso c'ero chissà un terzo messaggio che ti mando e non mi hai risposto. Tutto a posto. Gianni, tutto benissimo. Mi devi scusare, ma io non vedevo più messaggi. Non lo so se l'avevo fermato io o se erano fermati solo loro. Comunque tutto a posto, sì, sì, tutto benissimo, voglio tutto splendido, sta avvenendo la primavera, siamo felici, il tempo è buono, oggi, oddio, è uscito solo, poi se ne è chiuso, non era chissà che cosa, però comunque non ci lamentiamo, stiamo bene. A barba infatti, così me la già fa, io mi dici niente, ma non trovo tempo, infatti, Marco Ruggiero dice una cosa, ho letto una cosa, ah,
Marco Ruggiero, ragazzi, facciamo una colletta di 10 centesimi ognuno, gli paghiamo la rasatura di barba dal barbiere. Ma non erano fatti barbieri, sordi, ecco. Sai che lei, mocchi, gli uomini, i ragazzi che stanno qua mi capiranno. Poi ma un si fa sì, si fa barba. Io non lo so, io mi scoccio. Poi la faccio prima, la faccio prima, e ti trovo un barbone muciatino in faccia. Non lo so, io mi sfastidio proprio. Solo che a me pure mia moglie mi faccia a barba, pare un singer, e quindi mi sa che me la devo fare. Ma fosse per me, voglio mai da credere, ma la cessa mai. È perché mi sfastidio. E poi questo buco, cioè all'inizio ti prude un po' e ti dà fastidio, poi dopo tu stai a posto, te lo fotti anche più quasi. Quindi, bella barba, voglio è fatto bene. Virgilia, fa prima, quindi non ti chiami Cerrone, ti chiami Enorrec. E non sapevo che Cerrone tu culturale Enorrec, perché cazzo? Quindi voglio da oggi poi Frank e Enorrec. Ma boh, non sapevo il cognome Enorrec. E Raffaella De Fazio, bel calzicero. Ah no, ma sono bello veramente, poi molto comodi, sono molto comodi. Ha fatto pure uno sketch con questi cassettini, non so se ve lo avete visto, casomai vedetelo, che si chiama Invia un SMS che parla di questi qua che vendono i cassettini. Allora, addirittura Gino Spina dice non ti capisco. Gino, tu hai ragione perché io parlo un po' napoletano e parlo anche un po' voce e poi mi mangio pure le parole, quindi pienamente ragione. Sto cercando stasera, sto facendo un sacrificio a parlare un po' più italiano e spero che si vede, spero che tu mi capisci. Se non mi capisci, io già l'ho detto un'altra volta, ci attrezzeremo per i sottotitoli, non ti preoccupare, siamo ancora all'inizio, la trasmissione è nuova e stiamo ancora cominciando, non abbiamo proprio dei finanziamenti, quindi piano piano faremo anche i sottotitoli per te. Cucca ti chiamava Gino, capo, chi ti sa Gino, ma fammi capire, no, sto scherzando. Non ho mai visto Gino, Gino Spina, vabbè, sei uno nuovo. Qua siamo una specie di comitiva del lunedì, qua ci riuniamo e diciamo tutto stronzato, quindi benvenuto nel nostro live. Allora, Giocondo Nicastro, sono contentissimo che mi hai risposto. Per favore, se vedi il messaggio, dici ai tuoi spettatori di vedere il mio canale. PS, sei grande. Giocondo Nicastro, grazie innanzitutto. E voglio Giocondo Castro, andate a vedere il suo canale e non lo so che fa Giocondo. Giocondo, faccio sapere pure cosa fa, così ce lo dico anche agli amici. Allora, magari a fare pure io un giro sul tuo canale, spero che mi fai divertire. Sapore G-Tonis. Ciao Cerro, ciao G-Tonis. Però G-Tonis, ma di questi nomi proprio brutto. Cioè, ma non è più bello un Luca Sapiano, un Antonio Carboncino, che tu, cioè, mi metti da me, mi metti in difficoltà questi nomi un po' particolari. Allora, Wars, sapore Wars, Ita, chi è Wars Ita? Continua così con le tue parodie. Grazie Wars, grazie, sì, io continuo. Gianni Napoli, c'era la second because I'm happy di Pharrell Williams, e belli si faceva la parodia. Ma sai che Gianni me l'ha detto già sta cosa, me l'hanno chiesto un paio di ragazzi, però sai che a parte che è una bella canzone, sto Happy, è una bellissima canzone, e poi ci sta pure il fatto che, come dai ci fa capire, no, poi sai che non mi ra quando già fa una parodia, cioè non mi ra sta canzone per una parodia, perché poi è una bella canzone, mi pare brutta e poi non lo so, non mi ra, sai che poi quando fai parodie ti davano un ritornello, che ne sai, quando mi fate Sciso Mostro, per esempio, sai, la canzone diceva proprio Sciso Mostro, allora pareva che diceva Sciso Mostro, allora da lì diceva, boh, perché mi facciamo questa canzone? Però Happy, cazzo dice Happy, cioè, se vuoi sostituire because Happy, cazzo dici, vabbè, non lo so, come a me non mi ispira tanto assai. Poi si viene un'idea, ma può pure dire, magari a te ti ispira, non lo so. Però fino a mo' mi è venuto io. Mario Dauria, dove compri i calzini? No, ma ti dai cheat già, io a parte ne catto mai, non li compro mai. E poi chi se me l'hanno regalati questi cassettini? Voglio perché mi avete regalati i cassettini K, robe di K, secondo me costano 10 euro questi cassettini. Allora, Maronna, mi voglio Gesù il misericordioso, ma mi fa paura leggere a chi non avete finanziamenti, ma avete me. Io vi porterò alle stelle.
Vabbè, Gesù, io a me mi fa un poco paura, sinceramente mi fa un po' paura perché su Gesù il misericordia, però vabbè, sì, si riportaci alle stelle, per noi non ci sarà nessun problema. Rockstar Game Sita, allora visto che ti mangi le parole, bevile. Bravo Rockstar, bravo. Ecco qua, io apposta mi sono portato là. Come bevi? Ah, ok, Rockstar usato. Andiamo avanti. Antonio Falco, ciao Cero, ciao Antonio. Adesso, Marco Ruggero, Cero, quando ci chiama a fare una magnata tutto insieme, organizziamo, e che è veramente una bella cosa. Cioè, noi, guarda, non dico una magnata perché, no, sì, oggi pure una magnata mi ha fatto, però pure anche una semplice, un semplice, mo c'ho un raduno, perché vedo che tantissimi fanno sto fatto dei raduni, si vogliono fare i video su YouTube, fanno i raduni per incontrarsi con le persone. E da già diceva, è una bella cosa che un giorno lo voglio fare pure io. Ma aspettiamo che bene un tempo buono e ci possiamo vedere veramente. No, mi piacesse conoscere, perché poi a me mi sapete, nel senso che vi parlo, non so se ci mi conosci, però a voi vi immagino, è una cosa particolare, perché io leggo i nomi vostri, però poi non lo so, non vi ho mai visto e sarebbe curiosissimo, fosse proprio emozionante a vedervi, perché poi leggo sempre i nomi vostri, quindi sarebbe una cosa sfiziosa, ma la faremo, la faremo. Allora, sta, Antimo Napoletano, si lo mostro questo pigiama. Eh sì, lo so, cioè, lo dopo, insomma, ammannanza. Voglio, vedo nomi nuovi stasera, ma stiamo spaccando allora, ma allora sta live stiamo scendendo fuori dal seminario. Addirittura 7 e il Matador 7, cioè, proprio, addirittura proprio dall'Uruguay. Ma chi c'è dentro la porta? Chi c'è dietro la porta? Oh Maronna, chi se n'è come fa? E chi ci sta? Nessuno, non ci sta nessuno alla porta. Però ma da queste cose così all'improvviso che mi fate paura. Ti so caga sotto. Allora, so. Ale Falco, Gesù va a fare la messa e benedisce a Cerrone. Mo c'ho Gesù, frate, un po' di benedizioni non ci farebbero, non ci dispiacerebbero. Antonio Puga, Sincero, ma stasera il rigurgito non lo fai, credi, magnate. No, vai, ne capi? E ci magnate pure assai. E devi dire che mi sono preoccupato perché sono arrivato qui 9:25 che facevo proprio se ci mo faccio su live proprio con bicchiere come neonate, sai? Invece no, stranamente o sarà un bicchiere d'acqua, sarà che mi sono un po'... e no, ci mangia pure assai, andò. E tanto non ci mangia più a così assai, non dico sempre su fare, però poi mangia sempre, poi la sera, ma a 7 a tavola, cioè, ci fanno pochi dietro, facendo pure avanti. Lo so. Sì, vabbè, sì, chissà, cioè, il Matador, ma si è venuto a filare, il Matador 7 ha commentato, Pavo tu, e allora scusa, già non viene mai a filare, viene una volta e mi fa pure la cena per 33 persone, ma mi dai, lo tenevi una volta per cortesia, ma veni proprio più, non proprio più alla live. Antonio Falco, Cerro, come va la nomination per il Webstar Show 2? Voglio un'agite, non ho idea, perché io scrivo ogni tanto, scrivo votatemi, votatemi, votatemi. Poi scrivo pure a loro e ci dico Web Star Award, ma volete far sapere a che stiamo, un punteggio, se si deve raggiungere un punteggio minimo? E chi le figlie e bucchi non sanno rispondere proprio, cioè rispondono, boh, non si capisce quando rispondono. Quindi non lo so a che punto sta questo cazzo di Web Award. E io ogni tanto scrivo sulla pagina, spero che voi mi votate, perché a me mi piacesse fare sta cosa, di andare lì. Però Nagide, boh, sono un po' sfiduciato su questa cosa qua. Eppure facciamo video una collanata, però boh, Yammannanzo, voglio, se non mi avete votato ancora, votatemi, votateci al Web Awards, il sito è proprio così, web, per caso mai ero uscito un po' la pagina perché siamo soliti così, non capito manco cazzo. Ma poi andiamo avanti. Marco Ruggero, vedi nomi nuovi, ma sono sempre gli stessi persone, nomi inventati. Questo potrebbe essere una verità. Aspetta un attimo che è arrivato un papello. Antonio Napoletano, Doc 9. Hai dato idea ad alcune persone fottersi gli accendini e poi vederseli comunque sono fusco. Il ragazzo di Facebook comunque si mostra con la scritta Cerrone in fronte. Non ci capito manco cacchio, però ci capite solo vabbè, grazie Antonio, grazie. Antimo, quale Antonio, scusa. Ehm,
Ma l'accendino sono sempre fottuto l'accendino, ma poi questa idea è stata di Piettepool che tra poco dovrebbe già entrare in live, ma pare strano che non è entrata ancora, e è stata sua perché chi lo fuma, allora e poi fuma e si scorda sempre accendino, e quindi sta sempre a scroccare accendino Piettepool. E lui mi dice, ma perché facciamo questo fatto che ci fotti accendino e ce ne fui? E questo fatto a me mi faceva ridere, l'abbiamo fatta, infatti ci siamo divertiti. Ma lo chiamo perché è strano che non è entrata ancora in live. Il 10, la città 6-10 non è entrato. L'invito gliel'ho mandato non so, cioè di moglie, aspettate un attimo. Lo chiamo perché vado a fare pure la poesia, vado a fare, lo so, vado a fare la poesia della sera, e io già l'ho sentita in anteprima e veramente non penso. Lo so, andiamo avanti. Lo so, sono bloccato, voglio, ma marito, perché ogni tanto bevo, si blocca i commenti, ma piglio paura. Ah no, no, c'è sta, ma no, voglio, è arrivato nato Gesù. Prima di mangiare, hai fatto, vuoi conversare? E avevo trasla, l'ha invitato. Francesco Supi, e mo domanda una cosa, vabbè, poi ciao. E niente, dice, mandato l'invito, ma ci ha mandato, mo ci ha mandato. Oh, se il Gesù misericordioso, prima di mangiare hai fatto la pregherina, mamma mia, mi fa paura. Sì, sì, l'ha già fatto tutte cose. Gesù, basta, non fai bloccare la live. Allora, mo invito a Piettepool, provo di nuovo, perché io l'avevo invitato. Mo provo nada ora. Ma chi saranno i numeri su. Saranno un po' i numeri. Allora, invita. Adesso, ormai sono diventato master, vicino giù, ma in più si fa ricordare le prime live, ero veramente, stavo proprio fuori, stavo fuori proprio da un mondo di YouTube, invece mo, pure il computer mi si è imparato, a chi poi non c'è questo computer, però la via della mano, io sto, c'è la sfizi pure. Invito pubblicato, Francesco, ci stai vedendo, io ti ho invitato proprio mo, vediamo un po'. Allora, Virgilia dice sì, vogliamo la poesia di Francesco, è vero, ma io la volessi fare sentire, mo spero che l'ha ricevuto questo invito, io l'ho sentita questa poesia, non so, lui ne ha scritte due per l'occasione, uno si chiama Carbonara e Nat, non mi ricordo, Nat si chiama I Cazzettina, una cosa che so, tutte e due bellissime. Allora so, Ale Falco, Gesù è un peperino, sì sì, me ne sono accorto pure io. Worst Ita riuscisse a farla con questa Run DMC It's Like That, questa è bellissima questa canzone. Worst secondo me deve avere la mia età, deve avere sui 30-31 anni, perché questa canzone che si chiama It's Like That dei Run DMC è una canzone più o meno del 98-99, cioè sto parlando di 15 anni fa, 15-16 anni fa, pensate un po', pensate come siete vecchi quando questi qua, però è così. Marco Ruggero Ceroni ti consiglierei di farti una grattatina, Gesù il misericordioso ti sta appastando, o ha detto pure questo fatto, però lasciamolo lavorare, lasciamolo in pace, perché si dice ma così va a finire che lo c'ha peste, è caranato la linea e parlo solo con me e non mi va. Tina Lentini, ho guardato il tuo video su rubare gli accendini a Napoli, poi ieri sera uno mi chiese l'accendino e avevo paura di darglielo. E vabbè, questo fatto. Ma pure a noi, Tina, mo, ultimamente quando usciamo mio cugino chiede l'accendino a qualcuno perché come al solito su scorda, pure noi pensiamo sempre a sto fatto, che mamma ha fatto sta cosa e ora pensiamo sempre a sta cosa, quindi hai ragione. Allora sta, Ciro Passo, c'è Ruti, mi mette paura nei commenti. No, tu devi avere paura di Mario Monti, Renzo Schettин, perché dice sempre ci siete tutti. Ma non ci capisco sta cosa. Di Mario Monti, perché già avevi paura di Mario Monti? Una volta, mo se non c'è sta più al governo, quindi no. Schettino chi è? Schettino perché Schettino fosse chi la nave, no, ma io la nave non mi piglia, Ciro, quindi non devo avere paura. Ma posso pigliare un traghetto perché a Procida, ma non è ancora periodo. Ma proprio a Procida, si pure affonda la nave, arriviamo a nuoto a Capomisino. Allora, so, wow, Warsita dice sono molto più piccolo. Mi meraviglio perché questa canzone che ti ho detto era di quegli anni là, però è una canzone classica, è diventata storica.
e quindi probabilmente la conosci perché è una canzone che è passata alla storia, mo c'ho. E pigliatevi la sentire questa canzone, It's Like That. Ah, ma secondo me la sapete, che là che ballano tutto quanto a Ragusa. Allora, so. Niente, voglio oggi mi dà da piette culo, ma non vedo segni di... Mo' proprio nata volta, mannaggia, a me se volesse fare sentire la poesia, insomma, è una cosa... quando è buono buono da lei, non lo qui. Forse c'è, voglio. Collo, Oh, Franci, ciao! oh, eccolo qua. Franci, ci sei? Ci sono! Non qua perché mi suona sempre, però qua già capito che ci sta. Ok. Ciao ragazzi, tutto bene? Guagliù, vi ha salutato Piettepool, Guagliù, sì, mi penso, lo vedete, perché là da voto, poi ci siamo andati a rivedere la live e praticamente camera non lo faceva vedere a lui, ma pareva sempre, però lui si sentiva, quindi fateci sapere se lo vedete. Ma tu devi rindacchi il coso, Forse... No, non mi vedo, non mi vedo. Quindi automaticamente è una non volta devi non mi vedere. vedo. Fate una cosa, fate una cosa. Questo secondo me è un Potrebbe... vabbè, comunque Aspetta. andiamo dire un po' se ha webcam, comunque noi a mannanza. Andiamo avanti. Però io già ho annunciato che tu avevi la tua poesia, che io non perderei tempo, io sparerei così subito, sparerei a caldo, a freddo. Hai fatto bene, hai fatto bene. Se fosse a te la richiesta subito, ma vediamo un attimo. No, non si vede, allora, fateci sapere soltanto se lo sentite a Francesco, così ci facciamo dire la sua poesia che ha preparato solamente per voi, credetemi, solamente per voi. O no? Comunque, sì. Allora, la poesia ne avevo preparate due per la verità, avevo preparate due. Sì. Però, Però poiché scusami un l'ultima attimo, era... scusami un attimo. Franci, scusa un attimo, io però sto pensando che chi lo danno a vedere, perché non esiste che tu No, no, mi cambi stanno vedendo adesso. Ah, Mi stanno dicono. vedendo? Sì, sì, penso di sì. No, stanno dicendo, si sente solo, Ma non mo lo tra poco mi vediamo. vedranno. Solo io lo vedo. Madonna mia, Gesù il misericordioso, solo io lo vedo. No, ti sentono solo, Francesco. Ti No, mi sentono vedono, solo. mi vedono. A Catania avrei, stanno dicendo, no, ti vedo e ti sento, Giocondo Nicastro, ma non ci capivo, qualcuno dovere, Sì. qualcuno non dovere. No, no, ma mi vedono, mi vedono. Ciao ragazzi, intanto ciao a tutti, vi volevo vedere. Ma che tarantello sto Volevo qua. vedere, vi vedo. Franci, mi Oh siete? Fabrizio, ma Eh, stavano... Sì, ti sento, tu mi senti? sì, 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 Allora una no, cosa, poiché l'ultima cosa che io ho fatto riguardava l'insalata, non so se ve la sì, già, penso che te la ricordi, questa poesia sì, del... sì. Chi la Allora io dimentica, ora niente volevo da fare fare. una poesia sempre, rimanere sempre sul culinare, quindi praticamente ho preparato una poesia che si intitola Culinario, no culinare. Culinario. Sì. Comunque si intitola A Carbonara. La dico. Vai, voglio Piettepool, alias Rena, alias Francesco, in a carbonara, vai. Lasciate sta l'asticio gamberone. Chi sta dei purone. Con pochi pasta facciamo ricreare roba, facciamo imparare a fare. Non si tavola e tanta alleria a carbonara. Venuta a casa mia. Bellissimo, bravo! Voglio, Bravo! io Si fa quasi mi alzerei in piedi. Voglio, bella, allora, bella questa a me che qua. sa Questa è che è una bellissima piaciuto. poesia. A me che si è piaciuto, tu dicendo pure la da ora. Ma però lasciamo i commenti a loro, che sono i loro spettatori. Voglio sapere subito, perché siamo curiosissimi di sapere cosa ne pensate di questa ultima perla di Peul, la carbonara. Fateci sapere,
lo vogliamo sapere. Aspetta un attimo, c'è Antonio Puga, un coppa a Facebook, che quando mi scrive Antonio Puga significa annuncio vero. Non ti vediamo né sentiamo. Mannaggia, forse è caduta la linea, aspetta. Guarda, sta È parlando. caduta No, sta no, ci variando, sei, no, ci sei. aspetta, ah, no, 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 vero, 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 vero. Sta variando, veramente, scemo variando. No, perché Sta ci parlando. sta, io me ne accorgo Ascolta, che quando, il fatto quando del cala. commento, io volevo ringraziare... Mi senti? Sì, sì, Mi sì, senti? sì, sì, sì. In base al fatto del commento, io volevo ringraziare chi ha commentato l'altra volta la poesia dell'insalata, in particolare Miriam, che ha scritto commovente. Allora io volevo dire, questa poesia mi è uscita proprio mentre che stavo pulendo l'insalata e ho visto che comunque, quindi ero anche io commosso quando diciamo l'ho creata, quindi volevo ringraziare Miriam per questo commento, anche gli altri che ha scritto complimenti, non mi ricordo bene i nomi, però volevo ringraziare. Grazie. Ma sicuramente, sicuramente, ma i commenti più belli è questo di Antonio Falco che ha mi fatto venire fame. Cioè, più di questo significa la poesia è andata a buon fine. Piette Pusio meglio, Gianni Napoli, Antimo Napoletano Doc 9 Ma fa emozionare Piette Pul. Cioè, ogni volta che facciamo una poesia, questo è un angolo poetico che nel nostro live non può mancare oramai. Voglio fateci sapere se dobbiamo andare avanti con questa cosa della poesia, perché oh no, il pubblico è sovrano in questa cosa qua, ti trovi? io sono sempre felice di questa cosa. Se tanti sono ancora più felice per un modo per esprimersi, per esprimere e per dire qualcosa di carino, in modo simpatico e a volte anche essendo un poco più, come si dice, romantici, un poco più sensibili su delle parole che oggigiorno vengono usate così proprio a sparata. Comunque, con grande successo gli accendini. Prima stavo leggendo dei commenti dove praticamente una persona addirittura aveva paura di far accendere la gente per la paura che se lo prendessero. Quindi, e poi Fabio, complimenti per l'entrata che hai fatto, bellissima, da televisione, sei un personaggio televisivo. Chi è che pensa che Fabrizio debba essere un personaggio televisivo? A differenza di tanti altri che ci sono. Forza ragazzi, commentate sulla sua pagina, eh. No, a che ci deve allora è mio cugino, non so se lo sapete, quindi mi vuole bene, quindi perciò dice queste cose. Comunque, niente, allora, voglio leggere i commenti per la tua poesia, perché ad Cavaggio, Piette Pusio meglio, Gianni Napoli, addirittura Gesù il misericordioso, a me è piaciuto, bravo, meriti un posto al mio fianco, Cerrone tu no, ma sono No. troppo contento, Gesù, che io non merito un posto al tuo fianco e tu sì. Cioè, praticamente si sta tirando i piedi. Vabbè, comunque, fammi vedere Fabri, Antonio cosa ne pensa. ho saputo che Come? devi organizzare una cena con i tuoi fans, con la gente No, che non ti segue, mettere... ma se ti porto pure a no. Gesù, Ah sì, no, alla sarebbe fine, l'ultima cena, non mi va proprio, Gesù, non sarei proprio invitato, non sarei proprio invitato Gesù, non vorrei che fosse veramente l'ultima cena, quindi, ma comunque guarda, ancora complimenti, non si fermano più, Francettina Lentini, arrotata, cioè, addirittura, stai tutta a Rambo, beh, oramai ha fatto un'ifam, Raffaella De ma dopo, Fazio, cioè veramente ha fatto un'ifam, dopo questo, come? che ne dici? Ho detto questa qua la mettiamo sulla pagina. Che Saccaro, allora, dopo ragazzi già lo sanno, però comunque appena finisce il live la mettiamo registrata con la faccia di Pietepul che la recita, perché qua purtroppo la telecamera non la vedete, quindi noi dopo la mettiamo sulla pagina, così lo vedete proprio come si dice, nel pathos, no? Che stai facendo. Allora, ti voglio salutare Francesco Riccio, che ci sta sempre, infatti stasera mi pare strano che Francesco Riccio da Milano, però eccolo qua, lo salutiamo. E niente, Franci, non so, vuoi dire qualcosa? Dimmi un po' tu. Sì, no, volevo dire, allora Fabrizio, ma quando dicevano, scusami, ci puoi dare qualche notizia sul prossimo che fai? Però io ho detto, non so se hai accennato qualcosa inerente a questa cosa qui. No, in realtà Cioè, ci ha detto che l'abbiamo quasi finito, che siamo in fase di montaggio e che ci siamo divertiti. Questo ci ho detto, niente di più. Se vuoi, digli niente di più. qualcosa, però mi raccomando, non far capire perché è una sorpresa. Come al solito a noi ci piacciono le sorprese e non dobbiamo far capire. Ok.
Quindi dobbiamo far capire proprio di cosa si parla. No, non è se mi fa capire, perché sennò roviniamo la sorpresa, o no? È meglio che cioè, io gli Vabbè, puoi dire allora qualcosa, però a grandi linee. a grandi linee, è solo un Eh, indizio. Allora, stiamo creando questo video che a livelli mondiali, e a eh, livelli mondiali, dico solo questo, dai. ok, 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 ok. Eh Non sì, diciamo niente beh, più, non diciamo niente più. Però niente mi più. ricollego all'angolo della poesia perché Gianni Napoli a ITV viene una poesia in coppa zucchine. Questa potrebbe essere una provocazione o un messaggio, un suggerimento. A te lo spazio se vuoi. Gianni Va bene, Napoli a magari coppa zucchine. la settimana prossima faremo qualcosa sulla zucchina, sicuramente. Ok? Ho Rimango detto magari la l'ho settimana sentito prossima proprio. facciamo qualcosa. Qualcosa sulla Mi senti? zucchina. Vabbè, Eh. sì, sì, ti sento. Sì. Virgilio ha detto che te ma stasera il cappellino fashion non te lo sei messo? Io non ti vedo, quindi non lo so. Perché ti sei messo il cappello? Come mai? No, me lo sono messo. Come va? Perché ti sento buono? Me lo sono messo il cappellino. Te lo sei messo? Sì, me lo sono messo il cappellino. Sì. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok, che no, perché anche Virgilio che non te l'hai rimesso. Virgilio, ma che fai? Dici il bucino. Vabbè, comunque, Domenico Sannese, Piettepuse è un grande poeta, Ciro Gargiulo, una poesia sulla cotoletta ce vo. Dico, è cari, me ne richieste, però voglio, vedo che tutti quanti oramai sul culinario, e tu hai dato due poesie, tutte e due sul mocio, un po' a cucina, e dovremmo un po' cambiare, o no, dovremmo un po' cambiare argomento, o no, vedi tu. No, ma diciamo argomento, eh. Io c'è uno live di oggi che tu stai facendo. C'era un'altra, però la vorrei mantenere magari per la prossima volta. Per la prossima, però lo devi annunciare così, perché poi giustamente loro gli viene l'acquolina in bocca, no? La vorrebbero, cioè, non lo so, addirittura una poesia, non lo so, facciamo scegliere a loro. Se volete l'ultima poesia di PTV, che stasera addirittura è in vena proprio poetica, ve ne faccio pure un'altra, ok? Va buono? Ah, boh, per me non ci sono problemi, però io farei aspettare, io faccio stare aspettare la settimana prossima. La settimana prossima è meglio che uno aspetta, se uno sa del sullino poco, sta un po' più tranquilli. Vabbè, però tu l'hai annunciato, mi fatti il pure a me, capito? Non lo dovevi vabbè, comunque Antonio Buca dice, PTV, aspetta un attimo che si è bloccato, stiamo leggendo un bello commento di Antonio Buca che oramai, niente, voglio, si è bloccato un commento, Coppa Gesù il misericordioso, no? Non giù, dovresti fare una fotografia. Ah no, no, te lo giuro, se era bloccato, se era messo proprio Gesù il misericordioso, andando su canzone, te lo giuro, ma che è? Ma chi sei cocco? È un hacker. Sì, Tu, prima addirittura quando tu l'hai nominato ti ha spento la connessione. Allucinante, super. ma allucinante su Gesù il misericordioso, mamma mia, ma che devo riavola. Vabbè, comunque, A onda sapere, lasciati tra Fabri, la parentesi, vogliono sapere. cosa? La vogliono poesia. La vogliono sapere? Giuseppe Uccira, come sapere. Hai capito, ma è uno contro 20, 26, 27, no? Non esiste proprio. Voglio, ci vogliono perlomeno 10 di voi, ma no, nemmeno 15 di voi che hanno a dire vogliamo la poesia, ma se no non se ne parla proprio, cioè, ci vuole una maggioranza. Tu o no? Sì, no, ma trovo, però tu lo sai, sono tutti molto importanti. Anche tante una cosa in più. Però comunque alla fine va bene. Alla fine va bene. Mi dicono fai una poesia su un dolce. Su un dolce, ma io non è che chiusi i commenti, non lo so, Eh, mi sono bloccato. Comunque, Francesco, scusami un attimo, ci sta addirittura sì, qualcuno che secondo me mo ci sta qualcuno che di Venezia, secondo me, perché guarda qua, Francesco Spina, no, Ostregheta la sei andata fora. Ah, ah. Chi sei Venezia? No, è Veneto. no. Come no? Questo messaggio non l'ho Francesco, letto, sai? Francesco Domandiamo, questo Spina. ragazzo di dove è? Domandiamolo, domandiamo.
Francesco Spina, sicuramente Veneto. Francesco Spina di dove sei? Francesco Spina di 11. Niente, Francia in pratica a me si sono bloccati i commenti, dico proprio la verità. Non vorrei che si è bloccato pure un cazzo in boccia, qua. Vediamo, non si è bloccato. Però si sono bloccati i commenti, che peccato, perché io volevo sapere se fatto la poesia. Purtroppo non si può sapere. Vabbè che siamo anche quasi in chiusura, nel senso che sono le Sì. 22:22, praticamente fra 8 minuti, poi finisce il live, però se ci bloccano i commenti, se la mamma YouTube ci fa sta cortesia, può darsi che ce la faremo ancora a sentire i vostri pareri. No, ma tu lì e non li leggi più, ti dico la verità, non li leggo più. Cioè, si No, sono io stavo bloccati. dicendo, allora, due parole, poesia, no? Secondo me a settimana prossima così già pronta. Help, 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 Giuseppe Puccino. Racconta la poesia, io sto a Pavia, Cerrone, ha risposto 1981 gay. Francesco Riccio, la poesia per il puparuolo, buttunato, a Giucio, oh, grande Francesco Riccio. Ci sta una buona domanda, Qui. questa è importante, una buona domanda che ha fatto Virgilia, ha detto una domanda, una curiosità, visto che sono abbastanza nuova, Franci, perché ti chiamano Piettepu? Rispondi tu perché è meglio. Allora, il primo video che ho fatto io insieme a Fabrizio, insieme a Cerrone, è stato A Frank. che è stata chiamata a Viefor. Eh? Insieme a Frank. Vabbè, Non ho capito. la spieghi rimane mattina, Vai avanti. Bull che era Pitbull ed è stato un successore, ma magari se vai sul canale YouTube di Frank e Cerrone la trovi, veditela perché è molto divertente, è veramente divertente. Sono sicuro che ti scompiscerai dalle risate. Addirittura. Scompiscerai. Sconfiscerai, voglio, è bellissimo Piettepu quando parli Italia. Allora, no, a bocca, vabbè, io l'ho letto pure io, fare una poesia su un dolce, fare tutto quanto non può mangiare. No, voglio, vabbè che poi se non mi sbaglio la prossima che c'hai tu, che già me l'hai detta, ma non è un po' mangiare, ho fatto dei cazzettini, ma io l'ho detto prima, c'è una poesia che si chiama A Carbonare e un'altra si chiama I cazzettini, quindi la prossima sarà i cazzettini. Comunque, se vuoi la può pure fare, io a bruciare la cessamora, mai l'hanno annunciato, io la farei, Francesco. Abbiamo 6 minuti, facci sta poesia, i cazzettini, vai. Ah, boh. Ok, pronti. Però quella sul ci mettiamo l'altra, nel caso. Sì, ce ne mettiamo Allora, una e poi che là ci mettiamo di mano. Comunque voglio i cazzettini, doppia poesia per questa sera, voglio un evento unico, chi sei in un live proprio con i fiocchi, vai. a puzza le pira dipende da cazzettino. Chi le spogna sape pecorina. Chi le cutona quasi quasi non te n'anduna, ma sape scaglia e formaggione. E poi ci sta chi le fila, che saglia fina fina e sape i formaggini. Eccola qua, questa è la poesia del calzino. Vai giù, c'è doppio intervento di Piettepool con una doppia poesia, vai giù, allora vai giù, sì, 5 minuti voglio sapere qual è stato il più bello, quale vi ha emozionato di più, la carbonara o i cazzettini, vai giù, inviate un SMS al 4545, fateci sapere in qualunque modo, commentate, scrivete, mandate una lettera, vai giù. Grande, grande, grande. Vedo l'ora di sentire i commenti, guarda, non vedo l'ora di sentire i commenti. Gianni Napoli dice: ci vediamo alla prossima live a Gaia Asturia. A Gaia Asturia, ciao TV. Gianni Napoli addirittura alle 10:30 si mette a studiare, peggio di me quando io ascolto. Ciao Gianni. Sì, ti saluta anche TV. Addirittura Wars It fa una così con un coppa mutanda, che non sarebbe male, la mutanda. Cioè, hai fatto un coppa casettino, si fa un coppa mutanda, no? Sì, si può fare, si può. Ok, ok. Giuseppe Ucciro, vogliamo una poesia su Cerrone, o meglio dire Enorrec, anche prossimamente, perché non so se vi che ma ci faccio scrivere Cerrone in capo, però a scritto tu contro, a scritto Enorrec, per Ho favore. visto, ho notato. E beh, pure ci hanno fatto pure i calcoli, ci hanno fatto pure i calcoli con specchio, a metà spetto, quelli vedono di così, quindi scriviamo così, quindi così, si mi state cazzare a scrivere tutto contro.
Va benissimo. Comunque sta piacendo, bella, standing ovation per petto di pollo, addirittura in italiano, in italiano, petto di pollo. Mannaggia, puttana. In italiano, mai sentita. Wow, petto di pollo non si era mai sentito. Giuseppe uscire a spaccare, Virgilia, che stia più bella, vabbè, ma queste cazzettine assolutamente, Worsita, Giocondo Nicastro, mi piace di più i cazzettini, no, su tutti proprio i cazzettini. 1981 Gae e Chille Lana, Casagliano Ciana e Sape Formaggio Grana. La mise pure un'altra rima. Questo è forte, bravo. No, Raffaella De Fazio, pure Raffaella De Fazio. Sì, sì, Raffaella De Fazio vota per i calzini, Rockstar Game imita i cazzettini, Gesù, aspetta un attimo, commenta Gesù il misericordioso. Ciao ragazzi, mi raccomando, scherziamo con le regolarità. Addio, Madonna, gli fa paura Gesù, fa paura. Comunque ancora commenti positivi. Sì, ancora commenti positivi. Stiamo a fa paura su Gesù. Virgilia, anzi, è stupenda. Questa è dedicata a Cerone che prima ha fatto per le sue, ha fatto calare spettatori. Può essere, voglio perché tenevano poco per infama. Comunque grande, voglio teniamo 2 minuti, cioè abbiamo 2 minuti, però Franci vuoi aggiungere qualcosa in generale, non lo so, quello che vuoi tu, hai 1 minuto. No, io voglio aggiungere una cosa. Voglio ringraziare Antonio Puca perché prima non mi ha visto nella live, mi ha scritto in chat e ha detto, oh, ma poi no, così, quindi lo ringrazio anche se mi dice le parolacce, però rimane un fedele, quindi grazie Antonio Puca, grazie. E poi niente, io siamo forse addirittura d'arrivo, quindi volevo fare giusto dei saluti così. Voglio salutare tutti quanti proprio, specialmente chi mi ha fatto i complimenti sulle 2 poesie. Virgilia, ciao, che città questa è dedicata a Cerrone, bravo Cerrone, ti devo per insistere stasera, hai un po' silenzisto. Vabbè, comunque niente, se siamo in fase diciamo di saluti, saluto a tutti quanti e vi aspettiamo col prossimo video che sicuramente fa scompisciare dalle risate e dovete condividere. Ci stanno piette pure nel prossimo video, ma voglio uno spettacolo, ma la davvero solamente per visto la questo video. Comunque vabbè, mancano un minuto a finire la linea. Vi saluto a tutti quanti, voglio Ale Falco, Virgilia, Gesù Misericordioso, 1981 Gaia, Antico Napoletano Top, Giuseppe Ucciro, Alfredo Sozio, Raffaella Fazio, Rockstar Game e tutto quanto, voglio e compagnia bella, Marco Ruggiero, Vittorio Ale Falco, Miriam Ferrigno, tutto quanto. Vabbè, ci vediamo lunedì alle 21:30 e poi Giuseppe Ciro, Salvatore Bellini, come vai? Sì, tutti quanti. Vai, ci vedremo lunedì. State dopo. Ciao, lunedì alle 21:30, però forse esce il video prima del live. Ciao, vai, ciao.